Il violento nubifragio di ieri pomeriggio in città ha causato danni diffusi in larga parte del comune di Belluno, nei quartieri di Bolzano Bellunese, Cavarzano e Sopracroda. La cella temporalesca che ha scaricato 51 mm d'acqua in mezz'ora si è manifestata attorno alle 15:30 con forte vento, pioggia a scrosci e grandine. Una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco, 27 per straripamenti di ruscelli e smottamenti, 4 per alberi o rami pericolanti, 3 per ostacolo su sede stradale, 2 per lamiere e guaine pericolanti, una per soccorso a persona nel lago del Mis e uno per recupero di un'auto sommersa dall'acqua. Il nubifragio ha causato danni alle linee aeree e al palasport per un albero caduto su cavi elettrici e un nuovo smottamento in via San Francesco, zona già nota per eventi simili negli anni scorsi. Infiltrazioni d'acqua hanno interessato il negozio di calzature Pitta Rosso al centro commerciale Venegge e al supermercato Eurospin in via Neri. Allagati garage e palestra dell'Istituto Agosti a Baldeniche e un garage scantinato in via La Rivetta con 2 auto sommerse. Gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno sono proseguiti fino alla tarda serata di ieri.